Interessante evento culturale organizzato dalla FIDAPA al Circolo Empedocleo di Agrigento, dove è stato presentato il libro di Esther Rizzo Berta Benz, Le 100 miglia che cambiarono la storia. Ad introdurre i lavori la dottoressa Concetta Sala, presidente della sezione FIDAPA di Agrigento. La storia raccontata da Esther Rizzo è una storia vera su una donna geniale come Berta Benz, che ha saputo dimostrare che anche una donna può avere il talento necessario per compiere delle imprese e non arrendersi al ruolo di donna di casa. L'autrice Esther Rizzo da sempre si occupa delle tematiche che riguardano il mondo femminile. Ha scritto tra l'altro Donne disubbidienti, un testo sulle donne che si sono dissociate dall''ndrangheta denunciando e collaborando con la giustizia. Un romanzo sulla prima donna automobilista che ha saputo imporsi dimostrando che certi campi non sono solo al maschile. Sì, tra l'altro non è soltanto la prima donna automobilista, ma è la prima persona che ha guidato un'automobile, un prototipo che possiamo sintetizzare in una carrozza senza cavalli ma con un motore, e che nel 1888 percorse 100 miglia in 48 ore, aprendo così la strada a quella che poi diventerà la fabbrica delle automobili. È la consorte del fondatore. È la consorte del fondatore Carl Benz. Lei non solo comunque ha avuto questa intuizione geniale che oggi chiameremo di marketing, ma ha anche apportato delle modifiche o addirittura ha inventato alcune cose del motore, come anche il sistema frenante, però non le ha potute brevettare perché a quei tempi alle donne non era concesso brevettare, quindi sono tutte delle invenzioni e delle migliorie che sono sotto il nome del marito Carl Benz.